La mia partenza mi sono ritrovato a 14-15 anni dove che avevo i miei amici che potevano permettersi il motorino, la Vespa eccetera, io avevo una famiglia povera senza il papà e con una mamma con la pensione minima, quindi mi sono ritrovato con seri problemi economici e quindi ho deciso di andare sul mondo del lavoro e mi sono ritrovato con la licenza media e andando al mondo del lavoro, partendo a fare il saldatore, poi sono andato a fare il magazziniere in Benetton, là ho conosciuto il mio attuale socio Franco e là finché ero a giornata poteva essere anche un lavoro piacevole. Quando hanno deciso di metterci a turno e quindi dalle 6 alle 2, dalle 2 alle 10 ci sentivamo stretti, quindi abbiamo detto cosa vogliamo fare? Vogliamo fare qualcosa di più interessante del nostro futuro. E là abbiamo iniziato a fare i venditori porta a porta, coperte lana merinos, i ferri da stiro, materassi, un po' di tutto. E finché abbiamo deciso, dopo 3 anni, di licenziarsi entrambe, abbiamo fatto, diciamo così, strade diverse. Lui è stato venditore immobili, io ho iniziato, ho aperto un laboratorio fallito con 7 persone di Benetton e da là mi sono messo massimo impegno, ho iniziato a fare, diciamo così, l'imprenditore. Da 7 persone l'ho portato a 15, a 30, a 50, a 70, avevo 3 laboratori e nel frattempo mi confrontavo sempre con Franco, che lui mi raccontava le avventure e il suo percorso di crescita all'interno del mondo del mobile, finché a un certo punto ha deciso di partire con l'attività e è venuto a chiedermi se facevo società con lui per entrare nel mondo del mobile. E per me l'ho vista come opportunità di iniziare, nonostante le difficoltà, un settore classico, statico, però era per diventare imprenditore a 360 gradi. Un conto è essere terzista, che dipendi sempre dalle decisioni degli altri, e un conto è diventare imprenditore a 360 che ti crei te le opportunità di sviluppo di un'azienda. E la grande decisione sin dall'inizio di non essere rivenditori di altri brand sul mercato di mobilieri, ma volevamo fare un brand nostro, quindi la scelta prima con un altro nome, poi abbiamo deciso di chiamarsi Arredissima, di brandizzare tutti i prodotti, quindi personalizzare il prodotto, la maniglia particolare, la cerniera di un certo livello eccetera eccetera, quindi avere i fornitori che ci forniscono il prodotto ma personalizzato Arredissima, in modo da dare al cliente finale il nostro prodotto e non un prodotto di un altro brand. L'arredo mi ha sempre appassionato, sono un amante del buon gusto. Quando mi ritrovavo, che sono entrato su un mondo che era statico, che andavo dai mobilieri di guarda che io non voglio il tuo marchio, ma io voglio mettere il mio marchio, quindi no, ma qua, ma là, insomma, mi sono ritrovato veramente, mi sembrava di essere Don Chisciotte contro i mulini a vento. E pian piano, insistendo, una volta accontentandomi di un prodotto dopo l'altro, finché adesso ho la coda di fornitori che verrebbero domani mattina, farebbero la sfida per entrare e essere fornitori del mio brand. È stato un percorso lungo e difficile, sono soddisfatto di tutto il percorso, ho pagato lo scotto di non essere figlio di imprenditori, di aver fatto certi tipi di scuola che poteva agevolarmi nel percorso che abbiamo fatto molti errori, dagli errori abbiamo imparati e diciamo tutto quello che abbiamo adesso è stato fatto sulle esperienze che abbiamo avuto, pagando anche molti scotti, ma questo ci ha reso ancora più forti e solidali e avendo anche questo abbiamo portato delle innovazioni sul settore, dove che i miei attuali direttori non sono solo direttori ma sono anche soci, fanno parte della compagine societaria, dove che all'interno dei valori del gruppo Arredissima c'è crescita e carriera, e diamo la possibilità a tutte le persone che entrano nel mondo Arredissima di fare un percorso
di crescita lavorativa, dove che puoi iniziare da centralinista, telefonista, da consulente a redattore, e man mano, in base al tuo impegno che dedichi, e non a caso passione e amore all'interno del cuore, il nostro marchio della Redissima, fai il percorso, diventi responsabile redattore, diventi vice direttore. In quel momento ti chiediamo se sei disposto anche a trasferirti per diventare nostro socio, e a febbraio apriremo Caserta, quindi cominciamo ad andare anche al sud, dove sei disposto a diventare il nostro socio direttore, e gli diamo un 20% al costo del capitale sociale, quindi niente, diciamo. Ma perché vogliamo che si integri con noi e che cresca insieme con noi. Poi una volta al mese facciamo questa sorta di CDA di gruppo, per far sì che di far crescere sempre, alzare l'asticella dello standard e aumentare il know-how dell'azienda e crescere. Quindi anche tra i direttori di Torino, di Milano, di Lodi, di Brescia, di Roma c'è una sorta di sfida. Questo mese ho fatto più io di fatturato, poi ho avuto più commenti positivi da parte del cliente, quindi soddisfazione, insomma, c'è sfida sempre mettiamo anche dei premi su questo, sia sulle meritocrazie in tutte quante in ogni tipologia, dalla telefonista al redattore al consulente, hanno tutte meritocrazie, compreso il direttore stesso, che ha una sorta di meritocrazia in base all'andamento dell'azienda, ma non solo a livello di fatturato, ma anche a livello di soddisfazione del cliente.